Salgono a 6.582 positivi in Veneto in 24 ore, 37 decessi. Nelle ultime ore 6 morti nella Marca. I modelli matematici confermano che i contagi e le vittime sono destinate ad aumentare. Resta altissima l'allerta attorno alle case di riposo del Veneto, 336 ospiti, 211 operatori positivi al coronavirus, 119 in tutta la Marca. Atteso in serata il decreto ministeriale sulla lista di aziende da chiudere perché ritenute non essenziali dopo le proteste dei sindacati per il primo DPCM Nuova Stretta. La storia di Giuseppe e Manuela, titolari di un bar a Treviso, oggi in serie difficoltà economiche. La loro storia è quella di tanti piccoli imprenditori. Una preghiera che i medici possono recitare insieme ai loro pazienti colpiti in fin di vita perché si sentano meno soli. È l'iniziativa del vescovo di Treviso. Ubriaco e armato di asce e coltello, trentenne romeno semina il panico nel pianerottolo del condominio, l'uomo bloccato dai carabinieri allertati dai vicini terrorizzati. La morte di Giuseppe Covere, politico e imprenditore tra i più rappresentativi della Marca, tanti gli attestati di stima e di amicizia per un uomo che non le ha mai mandate a dire. E buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso, dunque subito a guardare i dati del pomeriggio di oggi che fanno riferimento ai contagi, l'avete sentito anche dalle precedenti edizioni, purtroppo cresce e dà un bilancio molto pesante con 37 vittime di fatto in 24 ore, perché noi guardiamo solo l'aggiornamento del pomeriggio, ma se guardiamo la proiezione delle ultime 24 ore dobbiamo registrare appunto in un giorno 37 vittime. Più 16 da questa mattina, sono 273 i decessi in totale. Vediamo se il governatore risponde, perché appunto a breve dovremo avere un intervento telefonico proprio con il Presidente che stiamo cercando di collegare. Intanto i modelli matematici confermano, andiamo al primo servizio, dico ad Andrea, i contagi e i decessi sono destinati ad aumentare, appunto come vi stiamo raccontando, e a ribadirlo il governatore pronto a studiare deroghe negli spostamenti per alcune categorie, come detto questa mattina durante la conferenza stampa. Sentiamolo. Quindi siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a quattro per rinforzare ancora di più le prime fila, che sono quelle delle terapie intensive e semi-intensive, e questa è una sfida quotidiana. Non c'è ancora spazio per l'ottimismo. I modelli adottati dal Comitato Scientifico dell'Unità di Crisi parlano di ulteriori incrementi di contagiati e di vittime e fino ad oggi non hanno sbagliato. Lo scollamento registrato è di soli 2 giorni. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. E se il trend non mente, quella delle forniture continua a essere inevitabilmente una corsa contro il tempo. Arrivati 50 ventilatori dalla Svizzera, si aspettano quelli che dovrebbero giungere dalla Protezione Civile Nazionale. C'è poi il capitolo mascherine per gli operatori sanitari. Se quelle chirurgiche, dice Zaia, finalmente ci sono, si resta in attesa di quelle per le terapie intensive. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3, l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3, che è come aver scoperto un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Sul fronte degli spostamenti invece si stanno valutando delle deroghe, come per i soggetti autistici. Io ho messo il limite ai 200 metri e ci sta, e lo confermo, da casa, no? Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici, che hanno la necessità di far tanta strada a questi ragazzi per tenerli, diciamo, in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere, magari con una subordinanza, delle deroghe. Resta poi l'appello di sempre, anche perché la questione sanitaria non finisce con il ricovero.
è un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice, ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. Così dunque il governatore della conferenza stampa di questa mattina, seguito e ribadito anche nelle nostre straordinarie di oggi, ma salutiamo il Presidente che è con noi, grazie davvero a Luca Zaia. Ben trovato Presidente. Allora dunque, qui abbiamo come sempre un diluvio di domande, ma la prima è che io a dati delle ultime settimane non ricordo in 24 ore 37 vittime, purtroppo è un record questo. Ma guardi, purtroppo sì, dopodiché lo dobbiamo prendere come dato a sé e assoluto, nel senso che non possiamo vedere una tendenza valutando la mortalità di una giornata o i ricoveri di una giornata. In linea di principio dobbiamo non abbassare la guardia, visto e considerato che comunque il virus c'è, il virus miete vittime, quindi abbiamo i morti che crescono, abbiamo anche ricoverati, perché comunque passiamo ormai i 1800 ricoverati, per dare una dimensione ai cittadini abbiamo sostanzialmente occupato i letti per 2 grandi ospedali provinciali e dall'altro abbiamo ormai quasi 18.000 persone che sono in isolamento e sotto sorveglianza attiva presso la loro abitazione, con migliaia di persone positive. È un po' un bollettino di guerra, ci stiamo attrezzando, abbiamo 825 terapie intensive, 1.600 posti letto di malattie infettive, insomma si va avanti. Tutti i giorni facciamo lavoro di coordinamento, di decisione e spero che se ne venga fuori velocemente. Due flash davvero Presidente, perché poi appunto vediamo anche un po' di servizi insieme a lei, ma mi interessa molto che lei risponda ad alcune segnalazioni dei telespettatori. Intanto ha parlato di deroghe questa mattina e qui scrivono anche per i cardiopatici per esempio che devono camminare di più, certamente magari dei 200 metri. Ma guardi, stiamo valutando il tema delle deroghe soprattutto perché abbiamo dei genitori di ragazzi autistici che hanno la difficoltà a contenere questi ragazzi nell'ambito familiare, quindi hanno necessità di far fare attività fisica. Dopodiché ovviamente non è che possiamo aprire a 360 gradi se no torniamo alle passeggiate. E le passeggiate servono solo per diffondere il contagio. I 200 metri attorno a casa per una leggera attività fisica sono assolutamente affrontabili. Ovvio che se uno avesse la possibilità di camminare chilometri, per chi è abituato è tutta un'altra cosa. Però è pur vero che oggi la priorità è quella di non prendersi il virus, quindi non essere oggetto di contagio, perché il contagio poi ti fa finire in ospedale. Ripeto, ne abbiamo 1800 di pazienti, di terapia intensiva ne abbiamo più di 300 e così via. Allora poi mascherine, tantissimi, chiaro, la ringraziano per tutto quello, anche Grafica Veneta eccetera, però per ora ne è stata distribuita una per famiglia, no? Dicono che sono poche. Ma guardi, stiamo tentando di fare un'altra operazione sempre con quelle mascherine. Vorrei ricordare che i veneti sono quasi 5 milioni e Grafica Veneta ce ne ha regalate 2,5 milioni. Consideri che poi la distribuzione è stata fatta tramite i sindaci, che ringrazio, la protezione civile, i volontari in generale. Spero di poter annunciare a breve un'altra grossa operazione, sempre di distribuzione gratuita di mascherine, nella speranza che prima o poi arrivino anche nei negozi a prezzi assolutamente abbordabili, quelle storiche, quelle chirurgiche, che magari notavamo nel banco del negozio e mai le abbiamo comprate, o magari le compravamo per pulire i tubi della stufa e per non avere la fuliggine, adesso ci tornerebbero buone. Senta, 2 flash ancora. L'OMS oggi ha detto, l'abbiamo letto, che il picco potrebbe essere entro domenica, dopodiché sono tutti chiaroveggenti, diciamo, però e invece lei oggi è stato un po' sibillino, ha detto siamo in ritardo di 2 giorni rispetto a quella proiezione di allora, che era quella famosa entro il 15 aprile se non facciamo nulla arriviamo ad avere 2 milioni di contagi, quindi attenzione. Cosa intende dire? Cioè che quindi il contagio, scusi, il picco potrebbe essere il 17 aprile o il 13? Cioè cosa intende? O non no, diamo una... Intendo dire che il modello ci dice che i numeri di oggi sono i numeri che dovevamo avere 2 giorni fa, il che non vuol dire che dobbiamo cantare vittoria e facciamo festa tutti fuori a camminare e correre e facciamo l'happy hour e lo spritz, no. Vuol dire che siamo probabilmente stati bravi a rallentare il contagio, dico siamo perché tutti noi
restando in casa, non facendo attività all'aperto, evitando i contatti, è ovvio che il virus ha più difficoltà a progredire. Per capirci, se avessimo organizzato un mega raduno, il Carnevale di Venezia, tutti in piazza, tutti a far festa, sagre in tutti i paesi, io oggi avrei un picco che è assolutamente come le Dolomiti di contagi. Quindi voglio proprio far capire che più si osservano le regole, più diminuiamo la velocità del contagio. Più diminuisce la velocità del contagio, più spazio abbiamo negli ospedali e più tranquillità abbiamo nel curare i cittadini che arrivano in ospedale. Se c'è il picco del contagio, se organizzassimo adesso una partita e portassimo dentro, che so, 80.000 persone in uno stadio, stia pur tranquillo che nel giro di 10 giorni abbiamo gli ospedali collassati. Ho ancora molte domande, Presidente. Una che mi incuriosisce: molti supermercati non fanno acquistare prodotti, ci segnalano, detersivi, carta igienica o cancelleria, perché dicono che l'ordinanza di Zaia lo vieta. Ma cosa a noi non risulta? Chiariamo questo punto perché non è così. È una stupidata, sarebbe proprio bello vedere chi è questo che dice ste robe, perché fra l'altro è anche come si può, penso anche che sia un comportamento illegale rifiutare la vendita a qualcuno, perché non c'è nessuna legge, nessun decreto, nessuna ordinanza che vieta la vendita di questi materiali ai cittadini. Allora, le faccio vedere un servizio, solo il bilancio, saltiamo, scusami Andrea, al bilancio tamponi con il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi e torniamo dal governatore Zaia. La guerra al coronavirus si combatte su più fronti. Da un lato l'organizzazione ospedaliera, dall'altro il piano tamponi. Per quanto riguarda la creazione di nuovi posti letto, il lavoro dell'USL 2 prosegue senza sosta. Nel pomeriggio sopralluogo del direttore generale Benazzi al Covid Center di Vittorio Veneto, dove ad oggi sono ricoverati 150 pazienti, di cui 120 nell'area medica e 30 nell'ospedale di comunità. Che andiamo a attivare ulteriori 12 posti di terapia intensiva. La Regione Veneto ci farà arrivare domani 12 ventilatori con relative tecnologie, e altri 5 ventilatori arriveranno sempre domani a Treviso, dove andremo a attivare altri 5 posti di terapia intensiva. Intanto si continuano a spostare 5-6 pazienti al giorno all'altro Covid Hospital del San Camillo, e da oggi sono attivi anche i 2 ospedali di comunità, Conegliano e a Vittorio Veneto, dove gradualmente si potranno trasferire i pazienti Covid positivi asintomatici. Parallelamente continua il piano dei tamponi, 850-1000 al giorno quelli effettuati a partire dagli operatori ospedalieri. Siamo partiti dai reparti che sono stati coinvolti con una positività. Ricordo a tutti che oggi abbiamo complessivamente tra medici, infermieri, amministrativi e OSS 130 persone che sono risultate Covid positive, che quindi sono oggi a domicilio, e qualcuna anche ricoverata per l'aggravamento della sintomatologia. Si proseguirà ancora con i tamponi al personale degli altri reparti, per poi continuare con gli ospiti delle case di riposo e dei medici di base. Per questa categoria al momento, spiega il direttore generale, il contagio fortunatamente risulta minimo. A tappeto si cercherà di mappare il più possibile, andando ad effettuare tamponi alle categorie più a rischio, come personale che si occupa delle pulizie negli ospedali o forze dell'ordine. 150 al giorno invece i tamponi eseguiti on the road, in auto, a cittadini che, venuti a contatto con Covid positivi, hanno chiamato il numero verde dell'ULSS. La positività che troviamo è sotto il 5%, quindi vuol dire insomma che ancora il fatto che la popolazione sia stata bloccata, la gente sia stata bloccata, vuol dire che questo blocco funziona. Allora, Presidente, ricordo siamo in linea con il governatore Luca Zaia, collegato via Skype. Credo anche lei abbia avuto modo, oggi è stato inondato da questo video che risale al novembre del 2015, il TG Leonardo, che racconta dei cinesi che avrebbero fatto appunto in laboratorio questo coronavirus, questo virus che aggredirebbe dal pipistrello fino all'uomo, e una sorta di esperimento, e se ne parlava anni fa. Oggi la Lega, voi tra l'altro, avete chiesto a Di Maio di chiarire con la Farnesina, però registro anche Burioni, poi sappiamo che si è detto tutto il contrario di tutto in questo periodo, ma Burioni dice che è l'ultima scemenza che questo coronavirus, il Covid-19, venga dal laboratorio, quindi insomma registro tutto e pongo a lei questa domanda: cosa ne pensa? Ma guardi che è un video che abbiamo visto tutti. Il dato di fatto è che sembra ormai attendibile il fatto che questo virus sia il virus del pipistrello, che abbia avuto come ovviamente ospite primario il pipistrello, un ospite intermedio che è il pagolino, che è questo formichiere, questo piccolo mammifero che vive selvatico, e poi infine è arrivato all'uomo.
E voglio anche ricordare che questo è uno dei 3 virus che passano dall'animale all'uomo, il famoso salto di specie. Nel salto di specie il virus arriva in una specie nuova, cioè l'uomo, e questo corpo umano non ha le difese perché è un virus che viene dall'animale. È accaduto con la SARS nel 2003, è accaduto con l'aviaria nel 2006, sempre col salto di specie, è accaduto ovviamente adesso con il coronavirus e questi sono i 3 virus cinesi. Dopodiché vi ricordo che abbiamo avuto Ebola, anche questo proveniva, si parla del salto di specie, proveniva dal pipistrello della frutta, zona Africa, passato all'uomo. Allora, per cui posso solo dire quello che c'è scritto nelle riviste scientifiche, dopodiché un mese fa a dire robe del genere si finiva in mezzo alle polemiche. Oggi si può parlare tranquillamente perché tutti hanno paura, adesso va bene parlare di tutto, non me lo lasci dire questo. Allora, senta Presidente, Liliana ci scrive, c'è la mia vicina di casa che urla appena esco in giardino, basta, arrestatelo. Vabbè, questo perché insomma molti segnalano, si sono trasformati in segnalatori. Sara, per favore, anche per le persone disabili con gravi problemi respiratori che sono chiuse in casa, come me, che tipo di servizi sono stati attivati? Anche qui le deroghe famose di cui ha parlato oggi potrebbe essere? Ma guardi, no, non ho ben capito quale problema abbia la signora Sara, perché è bene capirlo, problemi respiratori... No, immagino che sia un'asmatica o qualcosa del genere. Tra l'altro quello è più a rischio, quindi è meglio che stiano al sicuro. Quindi ricordo che chi ha malattie e problemi respiratori deve stare distante dalla possibilità del contagio. Va bene, poi Presidente, vediamo poi qualche altro servizio, ma le volevo chiedere 2 appelli che sono arrivati oggi da altri telespettatori nostri. Sa che purtroppo in Italia è salito a 31 il bilancio dei medici vittime, tra quelli che sono in prima linea, ma non solo, perché ci sono anche medici di famiglia che erano senza dispositivi e purtroppo, quindi c'è l'appello a chiamarli non medici deceduti ma medici caduti, perché lo dice lei stesso, siamo in una guerra in questo momento. E poi magari il lutto, le bandiere a lutto, visto che in questo momto siamo oltre le 7.000 vittime. Se dovessimo mettere le bandiere a lutto lo dovremmo lasciare tutto il giorno. Immagino che questa guerra, quando sarà finita, avrà una sua giornata di commemorazione, perché vale una giornata di commemorazione, questa è la verità. E quindi come accade in guerra, al fronte non hai morti ma hai caduti, e il linguaggio di una guerra è questo. Però il mio auspicio è che poi ci sia una giornata di commemorazione nazionale per non dimenticare coloro che si sono sacrificati per la salute altrui e anche per non dimenticare le tante schifezze e le tante porcherie che ci troviamo ad affrontare. Una giornata di commemorazione ai caduti da coronavirus. Vabbè, questa sia una... ma guardi, al minimo sono migliaia di persone, cioè lo facciamo giustamente per il Vajont, lo facciamo per la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, lo facciamo per l'11 settembre, lo facciamo per molte altre attività, eventi, che non capisco per quale motivo a fine bilancio non si possa stabilire che per ricordare cosa è stata questa tragedia che venga anche commemorata. Io lo trovo assolutamente giusto. Allora, se può restare ancora con noi qualche istante, vediamo il servizio sulle mascherine e poi ho almeno un altro paio di domande ancora dai telespettatori. Vediamo Andrea, grazie, mascherine. Volontari al lavoro per la distribuzione delle mascherine della regione nei comuni trevigiani. Martedì anche a Conegliano gli uomini della protezione civile hanno iniziato la consegna porta a porta di un dispositivo per ogni nucleo familiare. Impegnate squadre di 2 persone. Innanzitutto hanno tutti i loro PPI, guanti, maschere. Uno suona e l'altro prende la mascherina e la consegna. Per cui nel massimo dell'igiene possibile. È anche vero che qualcuno, vedo nonostante questo, ha trovato il modo di lamentarsi, per cui oltre a questo abbiamo deciso e le stiamo dando da ieri sera insacchettate una ad una. Al momento oltre 8.000 quelle consegnate ai coneglianesi. A coordinare tutto il sindaco Fabio Chiesa dalla sua abitazione dove sta trascorrendo la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. È difficile stare in casa, racconta, ma se il fatto che io mi stia malato, nonostante tutte le accortezze, può servire a capire che questo virus è subdolo e che le regole vanno rispettate, allora va bene. Io sto bene, la febbre, adesso non ho più febbre da 2 giorni, per cui il morale è altissimo come sempre stato, continuo a lavorare da qua. Quello che dispiace un po', come tutti quelli che sono in quarantena, ovviamente hai una gran voglia di uscire e di fare, però capisco anche che in questo momento la cosa importante è stare a casa
E la cosa importante è che far capire a tutti che nessuno è immune da questo. Anche a Roncade ha preso il via la consegna a domicilio delle 3.500 mascherine arrivate al comune, secondo modalità ben precise, come spiega il sindaco Pieranna Zottarelli. Essendo il loro numero ridotto, abbiamo dovuto adottare dei criteri di priorità che sono quelli di garantire i tre pezzi, perché come amministrazione abbiamo operato la scelta di distribuire ad ogni nucleo familiare 3 mascherine. Le abbiamo date anzitutto alle persone indicate dall'ULSS, persone in assistenza domiciliare integrata con particolari patologie, e successivamente partirà la distribuzione, penso già nel pomeriggio, delle mascherine destinate a nuclei familiari con persone ultra 65 anni. Poi, man mano che arriverà una nuova fornitura, si procederà con la consegna agli altri nuclei familiari. Le 3 mascherine arriveranno all'interno di una busta accompagnata dalla lettera del sindaco con le istruzioni per l'uso. Sono destinate alle persone non che restano a casa, ma a quelle che devono uscire, e quindi si esce solo per assoluta necessità. Allora, così per quanto riguarda le mascherine, poi arriviamo al tema aziende con l'ulteriore stretta. Ascoltato il Premier Conte poco fa, Presidente? No. Un po' vabbè, insomma, poi l'appello, insomma, quello più o meno che è stato detto è che ci sarà un intervento almeno di altri 25 miliardi ad aprile, almeno di altri 25 miliardi, questo è un dato importante. Senta, molti... mi perdoni, però sono pochi. Consideri che la Germania, e non lo dico per polemica, ma la Germania ha stanziato 550 miliardi. Non è che possiamo pensare di uscire dall'emergenza sanitaria e poi iniziare l'emergenza economica delle aziende che falliscono. Le aziende vanno tenute in vita, sostenute in questa fase. Guardi, no, non lo dico perché sono controparte, ma lo dico semplicemente perché mi sembra logico. Se la Germania mette 550 miliardi, noi non ne possiamo mettere solo 25. Allora, prima di altre domande poi dei telespettatori, questa sui tamponi, ci scrivono, oggi lei ha ribadito come ci sia difficoltà a trovare anche i reagenti per i tamponi, quindi non riusciremo ad arrivare ai 20.000 tamponi al giorno che lei sperava? Ma no, guardi, ce la dobbiamo fare, noi siamo veneti, se ci serve il fuoco non abbiamo l'accendino, usiamo la pietra focaia, se ci servono i tamponi, non abbiamo i reagenti, ce li facciamo esattamente quello che stiamo programmando e progettando di fare. Abbiamo comprato anche dei macchinari e peraltro al professor Crisanti dell'Università di Padova abbiamo comprato, come ovviamente Sanità del Veneto, una macchina da 400.000 euro circa che farà 7.000 tamponi al giorno. Poi ha ricordato i 400.000 più 100.000 regalati, ma sono quelli rapidi e sono solo per chi ha maturato gli anticorpi e quindi giusto, non sono il tampone vero e proprio, anche se oggi c'è una nuova iniziativa dal Belgio e speriamo possa essere utile. Però molti ci stanno dicendo io me lo voglio pagare il tampone. Magari si potesse far così, c'è penuria di tamponi e non è che siamo in grado di fornire il servizio in questa maniera, però posso anche garantire che adesso si stanno tamponando, o meglio si stanno testando tutti i dipendenti della sanità, dopodiché le case di riposo, e per quanto riguarda la sorveglianza dico che chi è in isolamento non gli cambia il fatto del tampone o no, perché il tema è sempre il tema dell'isolamento e della sorveglianza. Ovvio che poi se uno ha sintomi il medico di base sa come regolarsi, voglio ricordare che c'è una rete di medici di base che hanno garantito tra l'altro l'operatività telefonica, insomma la rete funziona. Abbiamo 1.800 persone in ospedale, ne abbiamo quasi 18.000 in isolamento a casa, capite che sono numeri non facili da gestire. Io capisco che magari il cittadino giustamente ragiona come ci fosse solo lui, ma in Veneto ce ne sono 4.800.000 ed è difficile gestire una situazione del genere. Cerchiamo di fare il nostro meglio e vedrete che ne verremo fuori bene. Allora, qui dice che Tiziana, oggi pomeriggio ho ricevuto la vostra mascherina, che emozione, vi ringrazio di cuore, mi spiace poi aver letto magari messaggi su Facebook non carini, verranno fatti tamponi agli operatori degli uffici postali, qui tutti chiedono tamponi ovviamente, però prego Presidente. Vabbè, ma mai diventati così famosi i tamponi come in questo periodo, però mi lasci dire una cosa, tra i tanti video che girano, ne gira uno con le mascherine azzurre, che sono le mascherine chirurgiche. Sì. E penso sia fatto in Asia e si vede sta macchina. Quello che viene fatto cucito da gente in canottiera. Sono cucite, a parte la gente in canottiera scalzi e tutto, queste mascherine cadono per terra, poi c'è qualcuno che le raccoglie, fa le scatolette e poi noi ce le mettiamo in viso. Per dire, allora, c'è qualcuno che ha avuto da ridire per una mascherina regalata da Grafica Veneta
che è sterile, peraltro sterile, cioè è garantita che non ha batteri, niente, ha un processo di lavorazione tutto asettico, quindi è sbagliato definirla sterile, ma comunque diciamo un processo di lavorazione col tessuto certificato e tutto, con un'azienda certificata. Ho visto gente che si è addirittura avventurata a fare il tutorial per dimostrare tutte le cose che non vanno bene. E poi ci sbattiamo in faccia la mascherina dove ci hanno camminato sopra a piedi nudi, magari in Asia, in Cina, da qualche parte, mentre la facevano. Cioè, questa è l'ipocrisia di alcune persone che vediamo nei video. Comunque continuano a chiedere anche i cantieri, per esempio, i cantieri da chiudere. Ma hanno ragione, però senta, il tema è uno solo, che quelle mascherine, oggi noi ne abbiamo distribuite 2,5 milioni, adesso stiamo tentando di fare un'altra operazione per vedere se possiamo distribuirne, ma una regione come il Veneto minimo ha bisogno di 4-5 milioni di mascherine al giorno se dovessimo mettere a regime un uso corretto delle mascherine. Purtroppo li abbiamo sentiti tutti gli scienziati, no? Che dicevano che la mascherina non serviva, o meglio serviva solo a quelli che erano malati. La verità è che la mascherina andrebbe bene per tutti. Dunque, qua le chiedono, lei ha ricordato, poi così lo facciamo anche vedere ancora una volta, il sostegno, la solidarietà, no, per il conto corrente regionale, Certo. per chi vuole aiutarvi ad aiutarci nella lotta al coronavirus. Oltre 8 milioni, quasi 9 credo, l'ho ricordato ancora stamattina. Per cosa verranno utilizzati? Beh, intanto mi lasci ringraziare tutti quelli che versano. Presenterò la lista, ma ormai sono penso migliaia di persone che hanno versato. Ringrazio da chi ha versato €1 a chi ne ha versati milioni di euro. Ringrazio famiglie come Doris, Ennio Doris, che ne ha versati 5 milioni, la famiglia Zoppas, Enrico e Franco ne hanno versati 1 milione, e così Moretti Polegato, Enrico e Mario un altro milione. E poi altri ancora, penso alla famiglia De Longhi che ha versato 3 milioni di euro. E altri che poi citeremo in altre occasioni ben volentieri, per dire che ognuno fa secondo le sue possibilità, ma siamo una squadra, siamo una comunità, siamo un popolo, e tutte queste risorse vengono dedicate a comprare terapie intensive, ventilatori, mascherine e tutte quelle attrezzature che ci servono per la cura dei cittadini. Considerate che ormai abbiamo speso quasi 50 milioni di euro in questa partita. Presidente, qua mi chiedono di domandarle dell'Avigan, però ne abbiamo parlato molte volte questi giorni, è sperimentato, insomma, vabbè, se vuole ripetere, però giustamente per i nostri telespettatori. Lo possiamo dire, Avarino, guardi, cioè l'Avigan, noi stiamo già sperimentando 6 farmaci sperimentali all'Università di Padova con i nostri medici, e fra l'altro c'è qualche bella speranza soprattutto su un farmaco che è quello per l'artrite reumatoide, che dà buoni risultati. Adesso, per carità, si passi quello che vi dico io come una definizione impropria, è bene che siano poi gli scienziati e i medici a descrivere e a dirci veramente come sarà. Per l'Avigan non dobbiamo creare aspettative, però se si dice che ci può essere anche 1/1000° di possibilità che funzioni, è giusto sperimentarlo. Non capisco quelli che si sono schierati contro questa idea di sperimentare un farmaco. Ma scusate, se in Giappone lo usano, possiamo fare una sperimentazione e capire se va bene anche per noi? E se funziona, magari i giapponesi non hanno capito nulla, ma per capire queste robe bisogna provarlo. Tutto qua. Quindi l'AIFA lo ha autorizzato, l'Agenzia Italiana del Farmaco, adesso noi aspettiamo il protocollo, penso che alla volta di domani immagino si possa iniziare. Oh, devo tornare alle mascherine, hai ragione, perché mi ero dimenticato di fare questo. Riccardo, ma le mascherine che a tanti miei concittadini sono arrivate e sono senza logo, Presidente, alla fine, adesso mettiamoci diciamo un passaggio così un po' romantico e ironico, tutti si aspettavano potesse essere poi un gadget, no? Permettiamoci un sorriso, dai, in questi giorni, perché sennò... Sono le stesse, solo che giustamente graficamente, avendo io messo fretta, i tempi di stampa sono tempi che rallentano. Ho detto, guardate che la gente ha bisogno di qualcosa da mettersi davanti alla bocca al naso, quindi alcune sono state spedite, mandate con già il marchio della regione, altre bianche, ma sono tutte quelle, insomma, sono sempre... Potrà esserci anche una differenza nel tessuto o non tessuto tra una mascherina e l'altra, perché ci sono dentro nel lotto ci sono anche le prove delle prime mascherine, quindi cambiano le grammature del tessuto e non tessuto, ma insomma la produzione è sempre quella. Va bene, Presidente, non so quanto tempo può restare ancora con noi, torno su una cosa un po' più emozionale, anche se lei diciamo evita rivestendo un ruolo istituzionale.
Oggi abbiamo raccontato al di là del principe in Inghilterra, diciamo, però di Bertolaso, che si è aggravato, tra l'altro ricoverato al San Raffaele, di Borrelli, che è positivo in isolamento. Lei come la vive? Ha un po' di paura, di timore, vedendo, raccontando? Noi abbiamo anche mostrato l'immagine della terapia intensiva, il Cafoncello nella giornata di ieri, quel video, ecco, tra l'altro cosa che diceva anche lei, no? Di fare perché le persone si rendessero conto. Come la vive? Torno a questa lettura un po' sua. La vivo con molta obiettività, nel senso che se chi fa il mio lavoro deve pensare al contagio, ai rischi, eccetera, si chiude in casa. La verità è che esco di casa perché dall'altra parte sono 5 milioni di veneti che hanno bisogno di qualcuno che si occupi della loro salute. Siccome mi hanno eletto, mi hanno dato questo incarico, non vorrei mai che qualcuno un giorno dicesse ma ti sei chiuso in casa. Quindi tutti sanno che io tutti i giorni, fisso finché non sarà finita questa cosa, sabato, domenica compreso, sono all'unità di crisi di Marghera a decidere da farsi su questa partita. Beh, va bene, Presidente, comunque registro che è peggiorato anche il nostro rapporto, insomma, non ci davamo più la mano, poi stavamo a distanza e adesso siamo in lontananza, diciamo così. Ma verrò una di queste sere a trovarvi. Va bene, Presidente, se vuole dire l'ultima, prima domani a proposito, di solito annunciamo un pochino sempre quello che ha in mente per la giornata di domani. Parla ancora dei tamponi o ci sono altre novità? Ma guardi, domani noi parleremo, sicuramente daremo un bilancio di quello che sarà la giornata di domani. Dopodiché vi dico anche che stiamo lavorando, parleremo di donazioni perché ci sono sempre novità e quindi è giusto ricordare i grandi donatori. E spero di avere anche una notizia sulle mascherine ancora. E dopodiché vi dico anche, vi anticipo che stiamo lavorando un piano post Covid, come lo chiamiamo noi, post coronavirus, perché poi i pazienti che escono debbono essere monitorati, debbono essere accompagnati prima di tornare a pieno ritmo nella società. Almeno 15 giorni, no? Perché ha delle conseguenze pesanti comunque sul... Questo virus è carogna perché è molto intelligente, cioè riesce a cambiare, quindi riesce addirittura a tornare sul corpo che ha già intaccato. Quindi tu ti prendi il virus, ti fai tutto il tuo percorso, c'è già capitato con un paziente, ti fai la polmonite, vai in terapia intensiva, ne esci, vai a casa, fai festa e tutto, e dopo un mese si ripresenta il paziente. C'è successo con una paziente che fra l'altro veniva da fuori. Quindi dobbiamo è già capitato in Veneto? Sì, è già capitato, per una paziente è già capitato. E il che non voglio diffondere l'allarmismo, però è pur vero che bisogna capire bene come si muove sta bestia strana e da qui partiamo con le cure e con tutto quello che dobbiamo fare. Ma insomma, alla fine vinciamo sempre noi, questo è poco ma sicuro. Speriamo, un abbraccio grande, grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei, buona serata a tutti, grazie. Grazie, Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, è stato con noi anche a lungo. Abbiamo provato insomma, a fare molte domande, anche quelle recapitate oggi pomeriggio attraverso i nostri social e non solo, ma tanto insomma sapete ci sarà occasione sempre per essere noi strumento delle vostre domande. Andiamo adesso al segretario regionale della CGIL dopo il vertice di oggi su tema sindacati e imprese con il governo. Vediamo com'è andata. Nelle prossime ore, in serata, uscirà un decreto ministeriale del Mise in cui verrà praticamente rifatto l'elenco. Da quell'elenco dovrebbero uscire fuori molte attività della meccanica, della chimica, della gomma plastica, i call center, che era un altro, anche lì abbastanza simbolico, attività che veniva considerata essenziale. Ovviamente parliamo dei call center commerciali, non certo di quelli per sicurezza, per diciamo così, come si dice, crisi, eccetera, eccetera. Ingegneria civile, cioè tutta una serie di attività che non erano oggettivamente collegate a ragioni di essenzialità. L'obiettivo è quello che vadano avanti soltanto le attività oggettivamente, diciamo così, essenziali. Tutte le altre vanno sospese. E l'Electrolux che chiude gli stabilimenti produttivi fino al 14 aprile dopo le festività pasquali, poi la ripresa sarà a orario ridotto. Il gruppo dopo un vertice ha deciso stabilimenti produttivi chiusi fino al 14 aprile. Restano aperte solo la divisione ricerca e sviluppo a Pordenone, il magazzino ricambi di Porcia ma con orario ridotto e le portinerie. Una scelta dettata dall'emergenza Covid-19 ma non solo. Tutto ruota attorno al Covid, alla pandemia,
ma una parte è dettata dall'esigenza di bloccare tutto e dall'altra iniziano i primi problemi di gelata del mercato in tutta Europa, perché le attività sono tutte ferme. Tutti i lavoratori saranno in cassa integrazione, a rientro saranno organizzati in turni ridotti. Ai lavoratori, per non perdere il reddito, è stata offerta l'opzione di trasformare parte della cassa integrazione con coperture di ferie o permessi. Ricordiamo che 2 lavoratori dello stabilimento di Susegana sono risultati positivi al coronavirus. RSU aveva proposto il tampone per tutti, inoltrando la richiesta all'ULSS 2 Regione e Ministero, ma l'azienda ha ritenuto più opportuno rintracciare i lavoratori venuti a contatto con i malati. La preoccupazione dei lavoratori è alta, è sempre stata alta in questi giorni, non a caso abbiamo fatto una settimana intera di sciopero dall'8 in poi di marzo, per chiedere che si chiudesse tutto, ma anche allo stesso tempo capiscono, i lavoratori sono preoccupati per quale sarà la situazione alla ripartenza, perché ci sono già i primi segnali appunto di crisi di mercato. Poi Augustin Breda lancia una frecciatina contro le aziende che dovrebbero essere chiuse. In provincia di Treviso ci sono troppe aziende aperte ancora e auspichiamo che le nuove regole che ha imposto Conte, che il governo ha imposto, gli accordi con i sindacati, portino alla fine a chiudere l'intero sistema produttivo non essenziale. Il governo, spiega, deve trovare delle soluzioni non solo per i lavoratori dipendenti. È anche essenziale che oltre alla cassa integrazione che copre il reddito per i lavoratori dipendenti si trovi una soluzione, il governo e la regione trovino una soluzione per i lavoratori precari o delle agenzie di somministrazione che attualmente sono sospesi senza reddito. Questo è inaccettabile, in una fase emergenziale come questo il reddito va dato a tutti. Allora adesso vi raccontiamo la storia di Giuseppe e Manuela, titolari di un bar a Treviso, oggi in serie difficoltà economiche, non solo aziende, grandi aziende, ma ovviamente le tante partite IVA di cui parliamo ogni giorno. Noi abbiamo fatto quello che era giusto fare, ma adesso a chi è in serie difficoltà, perché ha obbedito come noi, penso tantissima gente, ok, ed è in serie difficoltà, veramente serie. Chi ci pensa? È una domanda carica di angoscia quella di Manuela Berna, titolare accanto al compagno Giuseppe di un bar in strada Ovest a Treviso, un locale che ha dovuto abbassare le saracinesche per decreto, inevitabile, obbligatorio, responsabile, ma resta la quotidianità. E la loro storia è la storia di tanti, perché c'è chi sta restando a casa tra tante preoccupazioni, come se non bastasse quella del virus. A noi non ci arriva dentro niente in questo momento qua, niente, però allo stesso tempo abbiamo bollette del gas e luce in arretrato da pagare sia al bar sia di casa. Siamo in affitto qui i locali del bar e sia di casa, e magari qualcuno in questo momento che paga il mutuo può aver avuto la sospensione, nel nostro caso no. Manuela e Giuseppe hanno rilevato l'attività un anno fa, un avvio non facile, ma qualcosa stava cambiando. Finalmente si cominciava a vedere un piccolo spiraglio di luce in fondo al tunnel. Poi c'è stata questa emergenza che abbiamo dovuto chiudere da un giorno all'altro e ci siamo veramente trovati che tutto quello che avevamo messo un po' da parte, tra virgolette, quel poco, l'avevamo investito tutto sul bar. Quindi noi non abbiamo niente da parte in questo momento per poter dire, vabbè, intanto attingo da lì, sperando in tempi migliori. Restano gli ultimi provvedimenti del governo, come il Cura Italia, quei 600 euro che potrebbero fare la differenza, ma anche qui non c'è nessun automatismo né tempistica precisa. Naturalmente non starò più a casa perché dovrò cercare di mangiare e naturalmente penso che trovare un posto di lavoro in questo momento sia impossibile, però almeno qualche protesta sicuramente la farò. Oppure gli tocca andare da qualcuno a mangiare? Oppure andrò a mangiare a casa di qualcuno, per carità, ma siccome non ci si può muovere di casa, non lo so. Vabbè, scriverò nella dichiarazione, l'autocertificazione, che ho bisogno di mangiare. Noi non possiamo neanche uscire per dire andiamo a trovarci un altro lavoro, almeno momentaneo, non si può uscire, non si può fare niente, nessuno, giusto, è tutto chiuso, nessuno... come si fa? Allora, adesso il nuovo sopralluogo che abbiamo fatto in una Treviso deserta e surreale. Vediamo. Sono passate già 2 settimane dal decreto che limita o blocca gli spostamenti delle persone, ma a scenari come questo è difficile abituarsi. La città semideserta appare surreale, tanto più in una giornata così, sole e cielo limpidissimo.
La primavera, più forte di ogni virus, fa mostra di sé sugli alberi e una brezza insistente sferza strade e palazzi. Come qui ai Soffioni, oggi solo una galleria dove il vento prende forza prima di spazzare Piazza dei Signori. Serrande abbassate, sedie e tavolini accatastati. Il silenzio della loggia dei 300 è assordante. Sopra uno dei tavoli qualcuno ha lasciato un paio di uova. Ignoto il motivo, forse omaggio ad una Pasqua in sordina. È quasi mezzogiorno, i rari passanti con la mascherina sul volto camminano da soli, si soffermano distanziati davanti alla farmacia o stanno in coda per fare la spesa. Vigili, carabinieri e polizia pattugliano le vie e fanno osservare il decreto, mentre gli uomini della protezione civile suonano i citofoni per consegnare le ultime mascherine. Intanto questa coppia di anatre sale in strada e presidia Ponte Dante, quasi a colmare lo spazio lasciato dalle persone chiuse in casa. Pochi istanti di pubblicità e poi la preghiera del Vescovo di Treviso. Torniamo in diretta, il telegiornale di Treviso, una preghiera che i medici possano recitare insieme ai loro pazienti colpiti da Covid-19 in fin di vita perché si sentano meno soli. È l'iniziativa del Vescovo di Treviso, Tommasi. In questi giorni tante le testimonianze di medici ed infermieri che all'interno delle terapie intensive, aiutandosi con tablet o smartphone, fanno da tramite tra i pazienti in fin di vita e i parenti a casa per dare la possibilità di vedersi e salutarsi seppur da lontano per l'ultima volta. Perché questa bestia, il coronavirus, si porta via uomini e donne senza consentire loro di avere un volto familiare accanto a cui stringere la mano prima di chiudere per sempre gli occhi. E così anche una preghiera può diventare in un momento di dolore tanto grande un modo per sentirsi meno soli. Assieme ai cappellani degli ospedali, assieme a tutti i nostri collaboratori stiamo tentando di capire in questa situazione che cosa possiamo fare per essere vicini. Adesso forniremo una semplice preghiera per chi lavora negli ospedali e per loro perché siano sostenuti, e anche una preghiera che loro, se vogliono, se possono dire al capezzale dei morenti. Sono loro le persone che sono lì il volto misericordioso della Chiesa. È un piccolo aiuto, ma credo che sia importante che le persone sappiano di non essere sole. E domenica il vescovo di Treviso, Tommasi, è entrato proprio al Caffoncello per celebrare la messa. Era il semplice desiderio di essere vicino a tutti coloro che lavorano, che si impegnano in quell'ospedale qui a Treviso, ma in tutti i nostri ospedali. Ieri sera abbiamo dato la notizia della morte di Giuseppe Covre, politico e imprenditore tra i più rappresentativi della Marca. Tanti gli attestati arrivati ieri sera in giornata di stima e amicizia per un uomo che non le ha mai mandate a dire. Ciao Bepi, tutti ti dobbiamo essere grati. Così il governatore Zaia ha salutato Bepi Covre, il leghista eretico della Marca, l'imprenditore brillante, il sindaco battagliero, un pezzo di storia politica, amministrativa e imprenditoriale di un intero territorio. Giuseppe Covre nasce a Santa Maria del Palù nel 1950, alle porte di quella Oderzo, di cui diventerà primo cittadino nel 1993, il primo sindaco non democristiano dal dopoguerra. Ma ci sono anche la famiglia, il diploma di ragioniere, la nascita della sua Eureka, poco distante a Gorgo al Monticano, azienda nel settore dell'alluminio che gli regala parecchie soddisfazioni. L'avventura politica che dà la dimensione dell'uomo Covre e del suo pensiero inizia alla fine degli anni '80 quando entra nelle file della Liga Veneta, Lega Nord. Nel 1996 c'è anche l'elezione a deputato, ma è sul territorio che Covre fa la differenza quando fonda il movimento dei sindaci del Nord-Est. Forte l'amicizia con Giorgio Lago e i grandi protagonisti dell'epoca. Si discuteva di storia, di politica, di attualità, di tutto. Sempre stato una persona molto attenta, ma soprattutto amante della propria gente, della propria terra. Lo definirei un vero patriota, anomalo ovviamente su certe situazioni partitiche, perché era anche giustamente una mente libera,
Una mente libera, tanto da scrivere nel 2004 la sua autobiografia Sono un Veneto, storia di un leghista eretico, quella eresia che lo portava a veri e propri strappi con l'establishment, memorabile quello con l'allora Liga Veneta. Era la Liga che poi è passata alla secessione e qua Beppi Covre non ha voluto sicuramente saperne, anzi ha dissentito in maniera molto forte, ha abbracciato subito dopo l'abbandono della secessione la politica, quella che la Lega aveva proposto della devolution, e sulla devolution è stato un progenitore, è stato uno che l'ha portata avanti con grande coraggio, con grande forza e con grande convinzione. E l'eresia diventa scisma nel 2016, quando viene espulso dalla Lega dopo essersi schierato a favore del referendum per la riforma costituzionale promossa da Matteo Renzi, in contrasto con il Carroccio. Per Zaia se ne va un amico che per 30 anni è stato un punto di riferimento, il primo a sdoganare la Lega, il primo a portare i temi dell'autonomia dal Veneto a livello nazionale. Covre era malato da tempo, un infortunio in casa però gli è stato fatale. Ancora per la cronaca, ascia e coltello in mano, è iniziato a dare incandescenza sul pianerottolo della Palazzina a Follina. I residenti hanno quindi chiamato i carabinieri. L'uomo, 30 anni, nato in Romania, disoccupato e incensurato, era sotto l'effetto di sostanza alcolica. All'intimazione dei militari di deporre gli strumenti, il trentenne gettava a terra l'ascia e il coltello, recuperati dai carabinieri e posti sotto sequestro. Successivamente veniva chiesto l'intervento dei sanitari dell'ospedale di Conegliano, che procedeva ad eseguire il trattamento sanitario obbligatorio. I carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. E poi ancora, gli hanno rubato la bicicletta dopo averlo minacciato. La vittima è un cittadino italiano, gli aggressori 4 stranieri che dopo averlo intimorito con una catena sono riusciti a portargli via la 2 ruote. La vittima il giorno dopo ha riconosciuto uno degli assalitori, lo ha quindi affrontato, ma questo, vistosi alle strette, dopo aver lanciato un urlo intimidatorio, lo ha attaccato mordendolo ad un labbro fino quasi a staccarglielo. A quel punto sono intervenute le volanti della questura di Treviso, sul posto l'aggressore aveva perso il cellulare, i successivi accertamenti hanno permesso alla polizia di identificarlo. Si tratta di un nigeriano di 36 anni che è stato denunciato per rapina in concorso lesioni personali. Adesso le notizie da Belluno. La notizia di poco fa, questo tardo pomeriggio, probabilmente destinata a sollevare malumore. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha nominato la friulana Anna De Pasquale commissario giudiziale di ACC. Quante volte ne abbiamo parlato? Una nomina che ha spiazzato, tanto più che durante i numerosi incontri al tavolo ministeriale sembrava fosse stato raggiunto un accordo per confermare l'incarico a Maurizio Castro. Il nome di Castro, già commissario straordinario di ACC, era stato sostenuto da tutto il comitato di sorveglianza di ACC e quindi dalle istituzioni, dalle parti sindacali. Raggiunto telefonicamente il segretario della FIOM CGIL di Belluno, Stefano Bona, è stato lapidario. Evidentemente si vuole la fabbrica chiusa, ha detto. E anche per il bellunese l'emergenza coronavirus, adesso torniamo su questo tema, che rischia di essere una vera e propria ecatombe per il commercio e il turismo, che al momento risultano essere i settori in maggiore sofferenza. Abbiamo perso la stagione, abbiamo perso la Pasqua e probabilmente avremo dei grossi problemi per il sistema estivo. È un grido di dolore quello del presidente dell'Ascon di Belluno, che non tergiversa sullo stato del commercio e del turismo, 2 settori in strettissima connessione che stanno pagando lo scotto più alto a causa della pandemia da Covid-19. Siamo in un momento di emergenza estrema, non sappiamo quando finirà, però vorrei spezzare veramente una lancia a favore di questi nostri associati che sono in prima linea. Oggi come oggi, mai come oggi, si capisce la valenza dei piccoli negozi nei punti di montagna magari spersi. Da qui si dovrà ripartire pensando a una struttura diversa del commercio, dice Doglioni, profeta in tempi non sospetti della necessità di non rinunciare alle botteghe, che sono presidio indispensabile del territorio. Che cosa facciamo dopo per il turismo? Il turismo è un volano talmente importante, il commercio, il piccolo commercio, ma è collegato al turismo, che senza alberghi, ristoranti, bar, rifugi non riusciamo a fare niente. C'è un'economia che va a catafascio. Al presidente di Ascon Belluno abbiamo chiesto un commento sulla notizia della protesta dei gestori degli impianti di carburante, che ieri ha mandato nel panico il paese. È grave anche questo, perché se noi fermiamo per qualsiasi tempo
l'approvvigionamento, c'è un problema che si sormonta, problema speriamo venga risolto. Diciamo che anche i gestori di carburante in effetti devono essere tutelati. E poi il coronavirus ancora che ha colpito anche il settore della cultura, sappiamo come tutto, il teatro, la musica, il cinema, i musei chiusi, la riunione delle scorse ore che ha fatto un po' il punto su questo dei 7 assessori delle province venete che hanno appunto la cultura tra le proprie deleghe. Intanto a Belluno la fruizione del museo civico è garantita virtualmente. Siamo alla lettera H, una lettera abbastanza difficile in teoria, ma per H cominciamo gli ieroglifica di Piero Valeriano, il librone che vediamo in mano nel ritratto veceliano che abbiamo al museo. Lezioni online sui dipinti e reperti preziosi custoditi nello scrigno di tesori che è il Museo Civico di Belluno a Palazzo Fulcis. A guidare il tour virtuale l'assessore alla cultura Marco Perale e il conservatore Danny Stone, che conducono i visitatori alla scoperta del museo, chiuso come tutti i luoghi di cultura sin dai primissimi giorni dell'emergenza coronavirus. Un appuntamento ogni 2 giorni viene messo in rete su Facebook, sulla pagina Facebook del museo, un oggetto particolare che può essere un quadro, che può essere una statua, che può essere una medaglia, qualsiasi degli oggetti conservati al museo e che vengono raccontati in un ordine che per questa prima fase sarà un ordine alfabetico. Il viaggio, assieme alla convenzione con le librerie cittadine per la consegna a domicilio anche dei libri oltre ai generi di prima necessità, rappresenta una buona pratica che ieri è stata condivisa durante l'incontro fra i 7 referenti dei capoluoghi del Veneto e l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, convocato per fare il punto sulle varie iniziative in corso nelle singole realtà e per progettare percorsi comuni per questa fase di emergenza e per il futuro. Abbiamo tutti firmato un appello molto tecnico con delle richieste precise sia al Ministro del Lavoro sia al Ministro della Cultura Franceschini per il sostegno al settore, perché è un settore molto articolato, molto diverso. Un danno economico enorme per la cultura e per tutti i soggetti impegnati a declinarla, dalle compagnie teatrali alle fondazioni liriche, senza scordare l'enorme tessuto di microaziende. Non tutti possono concorrere agli ammortizzatori sociali. Ieri abbiamo fatto a tappeto una chiacchierata con quasi tutti gli operatori, dopo la riunione degli assessori ho telefonato a quasi tutti proprio per fare il punto a livello provinciale. Ne parleremo poi porteremo anche questo dato della città di Belluno all'attenzione per fare massa critica con il resto del Veneto e il Veneto poi lo porterà in sede nazionale. Andrà tutto bene, vediamo le vostre foto e video, poi le previsioni meteo, la pubblicità e continua la nostra straordinaria con Christian Arboit. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Condizioni di tempo variabile sul nostro territorio, qualche piovasco, forti venti di bora e clima ancora freddo. Il dettaglio di giovedì 26 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' dappertutto e come detto non si esclude nemmeno qualche goccia di pioggia sulle zone pedemontane, specie al mattino. Temperature sostanzialmente stabili ma sempre sotto la media stagionale, minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi invece tra 6 e 9 all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi ovunque e con isolate piogge in serata a carattere sparso.
Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime oscillanti invece tra gli 8 e i 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà nuvoloso con occasionali piovaschi misti a neve. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.